Puntualmente in ritardo, la motochiacchiera si accinge a partire per una nuova avventura. Dove sono le pastarelle? Ciao amici! Abbiamo con noi Diabolic. Bello! Mussi. Com'è buona! Cazzo non riesci a mangiare? Cazzo di cappato! Guarda dove questo corretto! Mussi! Ciao! Cosa stai cercando? Saleppa. Che potevi mettere Cosa vuoi? curato il cazzo? Cioè ti sei portato il coltello per andare a caccia? Guarda che andiamo a mangiare al ristorante. Come? Non devi uccidere i cinghiali in campagna. Come? Vediamo se riesco a non rompere niente e raschiare. Sì. Che tu non riesca a non rompere niente è difficile. Guarda bravo. Tiriamo questo. Ma carichi lughetto da sulago che non c'è. Non si vede che di Busanate. Un uomo abbandonato a se stesso, al suo destino, che si deve tenere ormai con lo scotch perché sennò si smonta. Nero come la pece. È vero che ha le saponette con la carta gommata? Sì. Guarda. Guarda che bello. A cosa serve lo scotch, pa? Lo sai, non mi rompere le palle. Ho voluto fare un'altra cosa, ma non me la ricordo più. La cacca dovevi fare. No, spero di no, non anche a messi. Non mi danno amici singoli e mi cavo 40 volte. Testa, cazzo! Stai fermo! Michisius! Usci bene. Io dico fermo mio! Però ho detto, non fermiamoci qua che è pericoloso, andiamo direttamente lì. Invece Bastiano... Bella ghicco! Ma nella partita...
queste Ducati. Come l'afroamericano? Cacca in moto, arrezza il cacca. Mica con la targa. Mica su Carter. Mettetelo in chat in modo che lo sappia subito Pierpaolo. Già fatto. Bene e male state qui. Glielo avvittiamo. Batti già. Io ho 2 vite altoforanti. Nelle costole. Che li tiriamo carchi pezza ussa. No, non ho avuto mai più. Adesso ce la stavamo inghiriando. Sì, Oh, buonasera, tutto bene? sì, benissimo. Allora, come stai? Sei contento che la tua moto è, Cazzo contento, è chiama in motorizzazione e flessibile? fatti mandare una targa che non ce n'è più. No. Complimenti. Cosa ne- La voce dice tutto, Pierpa. Cosa Proprio- ne pensi? Ha fatto miliardi di chilometri. Appunto. È proprio quando la prende Ettore. Hai visto? Io gliel'ho detto di non prenderla a calci. E prima la stava tirando per riportare la moto perché eravamo in una rampa al ristorante Impennando. e l'ha tirata dalla targa. Chissà se c'entra. Poi in strada decide di inchiodare e ovviamente un camioncino gli va sopra alla targa. Vabbè. Alla lunga, stressa. Poi c'è Paoletto, si è innervosito, ha iniziato porco qui, porco lì e l'ha presa a colpi di mazza. Per ora funziona. Per ora funziona. Adesso accende la targa. Adesso accende. Quello dice che non si stacca alla fine. No, comunque dai, a parte il portatarga la moto va bene, Io l'ho provata. Già lo so. Dai, in che officina siete? Siamo Siamo al carro attrezzi. veramente abbiamo trovato un signore che ha un autolavaggio che però ha attrezzi e ci sta aiutando lui. Che tra l'altro la renderà migliore da un punto di vista estetico, per cui la potrai vendere a 1.000 euro in più di quello che l'hai comprata. Vabbè, ascolta, per il momento da Buduso è tutto, ci aggiorniamo al prossimo collegamento. Molto bene. Chiamaci se hai novità, Pierpa. Se ci sono problemi telefonaci, Ma la freccia trovata? la stiamo ordinando su Amazon. No. Per fare ricarica la posta peditore che gli servono soldi. È andato a restituire l'otturazione che gli hanno messo ieri. Ah, già, Ma è sto qua vero. dall'altra parte per quest'anno. Molli cane avete. Io vado a cercare asparagi. Ma la metti, andate a raccogliere legna per fare il fuoco. Vabbè dai, ti facciamo sapere, Ciao. Andavo più bello. Questo vero di danno fino a blocco. Prova to. Era una chiccata di pinza. Dipende. No, di pinza sa. No, ma è sto a casa targa, ma usto è dritto, è usto via auto. C'è una cazzo di gommino. Di sporgenza. Sistema di merda. Per albergo, veterinario. Fin qui sa bintra. Noi pare un po' meno. Noi abbiamo su richetto minorilli che si è battuto. Facciamo dei buchi passanti alle costole. Quanto educato si stava. Ma la voce di Buduso, Un lavagista di Buduso in ogni paese. ci vorrebbe. È Maratti. Grande.
Per forza non camminava là. A tutto birra sta andando. A tutto bene. Bello. A tutto birra sta andando. Metterà che bevo. È schifo. La schiena, alcanza, voi, bravo. Aspetta, 60.000 lo spiegare. su per la schiena. Tanto con la tuta non va da nessuna parte. Ecco, siamo alla Sartiglia, stiamo assistendo Un noto. alla preparazione dei scomponidori. Attero. Aspetta, gira. Aspetta. Macchina! Ciuffo. Appunto. No, cazzo, al contrario, no! Peccato ti fa brutto. Per tirargli la barba. Che cosa la barba te? Ah, perfetto. Mi fastidio. C'è anche questa versione. Fai quella è bella. E dai. Hai razzo. Poi c'è anche questa a metà. I suoi luer, invece del sospiro. Già gusto, lo so, però visto che eravamo... Noi siamo arrivati, guarda, adesso non te la Bello? Metti, riponi. Bastiano si è fermato. A posto? Ah, grazie tesoro. E non bisogna stare due. Bravissimo!